Occorre riservare particolare attenzione agli scali aeroportuali e alle aree ad essi connesse che per il fatto stesso di essere quotidianamente luoghi di transito per migliaia di utenti rappresentano nell'attuale situazione un potenziale target a cui destinare l'adozione di potenziali dispositivi di vigilanza e sicurezza. Questi contenuti della circolare sull'ordine pubblico inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai Questori si invita inoltre la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere a dare opportune indicazioni per un immediato rafforzamento dei servizi di controllo dei passeggeri, dei bagagli e di coloro che a vario titolo sono presenti in ambito aeroportuali, nonché per l'attuazione di frequenti ispezioni e bonifiche degli spazi comuni. La guerra in Medio Oriente ha alzato il livello di allerta terrorismo anche negli scali italiani, nelle ultime ore già nel mirino di attacchi hacker. Ieri sera 50 minuti di tensione tra le 18 e le 18:50, quando i siti degli aeroporti di Venezia e Treviso sono finiti nel mirino dei pirati informatici, rendendoli inaccessibili al pubblico. C'è stato un attacco hacker che è stato gestito in tempi brevissimi, tra l'altro dai nostri sistemi informativi. Abbiamo deciso noi per sicurezza di chiudere i siti che poi sono stati riaperti. Nessun tipo di problema di nessun genere. L'allarme di possibili nuovi attacchi nei prossimi giorni resta elevato. Noi abbiamo un sistema di controllo dei nostri sistemi informativi e di tutti i nostri siti molto all'avanguardia, e quindi ci accorgiamo se ci sono dei possibili tentativi di subire degli attacchi, e conseguentemente abbiamo degli alert che ci permettono contemporaneamente di intervenire.